c'è dentro? Materiale imbarazzante. Buongiorno Italia, stanotte sì, porca puttana, che fa che ho acceso il riscaldamento, che c'era un vento gelido, mamma mia, il camper sguatararsi, che significa danzare nel vento, però sguatararsi, quanto più poetico, io sguatararsi nel vento piuttosto che, dai, e niente, va bene così. Ora credo che andiamo a prendere il traghetto, ripeto, a me andava bene farmi 5 mesi in Scozia, però forse siamo partiti troppo presto. Nelle Highlands fa veramente freddo, fa seriamente freddo. E maggio, fioi, non è estate, porco zio. Ad ogni modo speriamo bene, perché sembra che entrando nell'isola di Skye ci sia un distributore che fa anche GPL. Sono, intanto che mi metto sulle scarpe, le 5 del mattino, quasi tutti morti, e pertanto non troveremo macchine che vengono su per andare a vedere il castello. Che posti fioi però, mamma mia, magici, cioè ogni chilometro che fai vedi non so quanti animali, anera che svoia, cos'è questo? Un'anera che svoia, sono queste le single track che vi terrorizzano, porco cane. Fioi, è una strada. So, è da più di un mese che ho trovato un tempo fantastico, però no, le notti sono critiche, cavolo, cioè c'è un vento gelido che non hai idea. Leggetevelo e traducetevelo, oppure dopo lo metto io il testo tradotto in italiano. Aspetta che tiro bene il freno a mano, va? Qui aprono già lo sportello, porco cane, dobbiamo ancora... Quel giorno decisi di passare per i monti, ma andava bene così. Un consiglio secondo me essenziale per la guida qui in Scozia che mi permetto di dare dopo aver girato moltissimo. E non è vero che odiano i camperisti, semplicemente i camperisti, soprattutto quelli come me che vogliono godersi il panorama andando via ai 40 all'ora, devono capire che quando vedono un passing place si buttano in parte e fanno passare le macchine. Non ne ho mai trovato uno che non ti avesse ringraziato. Tutti che ti mettono le 4 frecce, che ti fanno il simbolo così, che ti suonano, cioè, perché dicono oh così ci si comporta e così vi dovete comportare anche voi, e vedrete che la guida sarà estremamente rilassante, piacevole, e nessuno ti suonerà, nessuno ti bestemmierà. Guarda, magari avercele noi tutti ste robe qua.
Cioè è vero, col traffico che abbiamo in Italia sarebbe impossibile avere le single track, però in un contesto come questo, come una Scozia che insomma è ancora abbastanza selvaggia, sono la manna dal cielo, perché ti preservano, a parte un po', vabbè, la natura, ma non è tanto quello il punto, ti preservano la sicurezza, perché così sei costretto ad andare piano, cioè sono stradine, questa è già più larga, ma va che certe ci passa veramente il pulmino a filo, e voglio dire, cosa vuoi andare, 200 all'ora su un binario? E mi raccomando, i passing place sono passing place, non sono spot per fare la van life, perché purtroppo ho trovato dei van life che così si mettevano lì, poi c'è il bisogno appunto di scambiarsi con le macchine che arrivano, e là, vabbè, no comment. Ammetto di essere soddisfatto della mia scelta, ossia quella, guarda, di essere passato per i monti, cioè il mare dopo un po' rompe le balle. Un altro consiglio che mi permetto di dare è: viaggia sempre con il pieno, dove cacchio li trovi tu i distributori al nord? E qui abbiamo un falco che gira, non è l'aquila perché vedi che ha le dimensioni di un falco, insomma, ecco. Sei sempre nelle Highlands e ci stiamo spostando in zona Glencoe e mancano 52 km. Ho scelto, come ti ho detto prima, di fare la parte interna per cambiare il tipo di paesaggio, quindi non più mare, non più oceano, ma queste cose qua secondo me indescrivibili, non perché siano bellissime, ma perché sono, cioè per me sono bellissime, ma il concetto è non perché siano bellissime, ma perché sono diversissime da quello a cui sono abituato a fare, vedere e girare, insomma. Mamma mia, se è ripido, senti il motore come che siga. Quanto bello è quando le auto ti sorpassano, cioè le vedi arrivare da dietro, mettono la freccia, ti sorpassano e via. Io non capisco perché non può essere così anche in Italia, cioè non capisco perché dobbiamo essere così stupidi, ma veramente stupidi, proprio con la S enfatizzata al massimo, per metterci dietro a una macchina o un camper o quel cazzo che è e sfrenalargli con tutto lo spazio. Ovviamente stiamo parlando di un contesto dove hai un sacco di spazio e possibilità per sorpassare. No, niente, tu decidi che lui deve avere la tua velocità, cioè non puoi sorpassarlo, no, ti dà fastidio che lui vada piano, no? E la tua stupidità vuole che lui sia obbligato a correre come te, non può correre diversamente, no. È un po' come il discorso sugli immigrati, non è razzismo, è constatazione di dati di fatto, di realtà, è pragmatismo. Voglio dire, fino a Vipiteno mi hanno scaricato clacson, fari, di tutto, e sto continuando ad andare alla stessa fottutissima velocità, se non addirittura in meno, perché qua mi permetto di andare anche ai 50-60 contro i 70 che facevo in Italia. E mi chiedo come sia possibile che nessuno abbia minimamente rotto il cazzo da Vipiteno fino al nord della Scozia. Pensa avere il faro fuori casa. Altro traghetto. Mi fa parcheggiare in acqua un altro fiato. Sai che i camper nei traghetti pagano sempre il doppio, basta passare i 5 metri, e 27-21 per tratte alla fine, cioè, è un fiume, è meno del Po, però è così. Cioè, scusa un attimo, sei in Scozia e non vai nelle isole Ebridi e nelle Highlands. Che giornatone! Vi svelo un segreto. Dicono che in Scozia piove sempre. Allora, praticamente qua, siccome c'è un vento forte, solitamente c'è vento, tira aria, le nuvole vengono spostate di continuo, quindi può essere benissimo che, guarda, in una giornata pesca come questa, trovi il sole, dopo fra un'oretta piove e dopo 20 minuti c'è di nuovo il sole, così, hai capito? Per carità, guarda fiori che gasto qua in giardino. Mi permetto di parlare della Scozia del Sud, della Scozia del Nord ci sono qui da poco, in quella del Sud ci ho vissuto. Cerchiamo di capirci un attimo perché avrò la finestra dell'ufficio nella parte sbagliata. Vabbè, pazzesco, cioè. Questa non me l'aspettavo, praticamente l'ebete del Van Life qua davanti è venuto fuori urlando, ma incazzato nero proprio, ma tanto incazzato, dicendo che niente, gli rubavo il sole. Adesso qualche divinità, non so se Buddha, Krishna, Dio, Maometto, quello che te vuoi, ha fatto arrivare il nuvolo così non carica più i suoi cazzo di pannelli.
Ma gli ho spiegato con tutta calma, gli ho detto: guardi signore, io mi sposto subito senza nessun problema, però guardi che la strada è di tutti, perché lui dice mi stai rubando il sole. Io ho detto: lei sta rubando lo spazio pubblico, però ad ogni modo mi sposto, non si preoccupi. Pazzesco. Ad ogni modo, questa è la vista del mio ufficio, anche se spero di tutto cuore che diluvi per una settimana intera, anche di più. Oh, finalmente un po' di ufficio, sì, è una bella vista, è proprio una bella vista. E vabbè, finiamole perché più di 2 giorni non possono stare. Oh, è che dovevo andare in Scozia per lavorare tranquillo al fresco. Per carità, lavoro tranquillo, anche perché, aspetta che ti spiego una roba. Questo è un posto, diciamo, estremamente rinomato, perlomeno per gli scozzesi, la zona di Glencoe. Non è, passami il termine, particolarmente turistico, nel senso che tutti quanti va a fare il solito giro al lago dell'Loch Ness, il trenino di Harry Potter, l'isola de Skye, Edimburgo, cioè sempre quelli sono i posti, hai capito? In realtà no, ce ne sono di infiniti altri. E questa zona, seppur spettacolare, per spettacolare certo non intendo solo quello che ho dalla finestra qua, ma tutto il paesaggio che la circonda, aperta parentesi, e i tracciati a mountain bike anche, chiusa parentesi, e in mezzo, in questo contesto non turistico, che cosa significa? Cosa significa contesto non turistico? Guarda, che trovi parcheggio, aspetta che soffia in controluce perché voi tendi in mezzo ai coglioni, fermo là, e non passano macchine. Cioè, tu puoi star qua, vedi, non ci sono macchine, quindi il fatto anche che tu sei a bordo strada qua, dici chi se ne ciava, tanto non passa nessuno, è come essa, cioè c'è più tranquillità qua che in un campeggio, voglio dire, quindi Glencoe consigliata, sì. Non preoccuparti per le single track, è il consiglio che ti posso dare. Ciò dopo è relativo perché detto da uno che ci passa l'estate, un conto, mi metto nei panni di un camperista col mezzo grande, lento e tutto, che deve stare qua una settimana, 10 giorni. Come faccio a dirgli basta che vai via tranquillo e tutto diventa più facile? No, c'è una strada di 50 km, te che metti 2 ore e passa, voglio dire, perché sono strade dove passa solo il camper, dove devi lasciare passare anche gli altri, devi fermarti di continuo, cioè di continuo. Insomma, ad ogni modo, questo è solo il giardino, e quello è un coccal. Quella si chiama l'isola dei cocai, sul serio. Cioè sì, vabbè, l'isola dei gabbiani, the Island of the Island in strafatonesco. Island magari come che lo può dire una persona normale. The Island of Seagulls. I Seagulls sono i cocai, ossia i gabbiani, ok? Quella è l'Island dei Seagulls. E c'è un po' di presa in giro anche con sta cagata, sta moda di dire Island, no? Senza pronunciare minimamente la S. E mo si dice così, no, i miei coglioni si dice così, proprio i miei coglioni. Giusto per raccontarti un po' i cazzi miei, non ho più rivisto quello che mi ero programmato di fare qua in zona. So che ci sono dei tracciati di mountain bike molto belli, ho cercato di fare pochi chilometri, tipo tracciati da massimo 30, perché poi sono cose impegnative. E però no, adesso relax, riposo, anzi spero che piova e così mi riposo un po', perché fisicamente, per quanto a te possa sembrare bello tutto questo, a uno che è in giro per le isole della Scozia, sì, ma fallo tutti i giorni, a sa star che lavoro, ma tutti i giorni camminare tantissimo, andare via in bicicletta, far giri assurdi. È stressante, so che il termine adesso dice ma che cazzo dici? No, stressante significa che è impegnativo, che è distruttivo, ok? Per il corpo, e poi quando il corpo è pesante ne va anche tutto il resto, cioè io non ce la faccio più di andare, cioè ho bisogno di star calmo, star fermo, star qua in ufficio, riposarmi, star fermo, basta. Come che fai van life? Fermo e guardare quel che le fuori dal camper. Una volta che mi sono riposato posso tornare a vivere e esplorare tutti questi posti fantastici, che non so che cazzo sono, però se ho messo che le tracce partono da qua probabilmente magari saranno qua nei dintorni di 4-5 km. Esperimento interno, questo è un video registrato in D-Log, poi gli metterò la LUT. Questo invece è il video senza il D-Log, per capire la differenza se c'è oppure no. Oh, guarda qua,
un'ottima scusa, un'eccellente scusa per riposare le gambe e saltare i giri in bici. Che bello! Ora starò qui tutto il giorno a lavorare per mantenere tutti i politici, tutti gli immigrati, tutta la gente di sinistra. Si potrebbe trasferirsi qua, dici te? No, ci ha già provato. Un italiano muore italiano, nel senso che alla lunga senti, non è tanto la mancanza, senti la tra virgolette, neanche incompatibilità perché è un aggettivo veramente sbagliato, senti il desiderio di varie cose, dai tipi di panorami, le temperature, i cibi, i dialetti, le persone, per quanto qua siano tra virgolette migliori, nel senso molto più sociali, molto più educate, infinitamente più rispettose, soprattutto della legge e via discorrendo, ma comunque tu sei italiano e sei svezzato con la cultura italiana, e quindi è un po' come insegnare a una giraffa a pescare, insomma, ecco, o a un rom andare a lavorare, cioè se robe impossibili. Nel dubbio offendi sempre i rom, perché i rom sono l'unica razza incontestabile, mentre se offendi un extracomunitario, ovviamente è giusta quella frase che dice non è corretto offendere quelle 5 persone per colpa delle altre 270.000 che delinquono qua do ragione, questo è razzismo, effettivamente non possiamo far pagare colpe a 5 innocenti che non ne hanno proprio nessuna, ok? Quindi ricordate sempre, qualsiasi sfogo, sempre i rom e non te sbagli. Ah, che bello, è gelatissimo fuori. Oh, quando arriva il vento, adesso si è calmato, ma quando arriva il vento, né quelle gelate. Però, voglio dire una cosa ai camperisti che hanno l'impianto a litio. Allora, guarda, questa stufetta te l'ho già consigliata più volte. È la Roventa Mini XL, ok? È piccolissima, guarda, è veramente piccolissima, scalda da Dio. Guarda il bottone che è acceso, che adesso ne parliamo. Eh sì, la sto facendo andare sotto inverter. Prima mi sono informato un attimo sulle capacità, le possibilità e tutto quanto, e dopo è venuto fuori che praticamente in modalità eco, che è quella attivata, consuma 1000 watt, che in realtà no, secondo me poi sono adattivi, probabilmente 1000 forse è il picco. Perché ti dico, adesso il mio impianto sta consumando massimo 730 watt con però il computer sotto inverter col monitor grande e tutto, oltre che alla stufetta. I consumi più o meno della stufetta sono sui 60 ampere-ora, quindi direi che per le situazioni di emergenza va più che bene. Cosa significa, cosa ti serve, eccetera. Allora, come inverter un 2000 watt è sempre bene non superare l'80% della potenza massima dell'inverter. Cosa significa? Questa stufetta va anche a 2000 watt. Io ho l'inverter da 2000 watt, però 2000 watt supera l'80% di 2000 watt. Quindi la puoi fare anche andare al 100%, per carità, ma no, certo, vado 3 ore, ok? Vero che poi l'inverter, perlomeno questo è la DS Tech, va in protezione nel caso. Però per quanto riguarda invece le batterie, questo è estremamente semplice con le litio, in quanto si ragiona, o meglio io voglio sempre ragionare non in watt ma in ampere ora. Io ho 600 ampere di litio, ma questo è relativo, uno può averne 200, può averne 40 milioni e via discorrendo. Io ho comunque, per capirci, ho 600 ampere. Se la stufetta mi consuma circa 60, ok, arrotondiamo, mettiamo 50 per capirci, con 100 ampere di batteria al litio mi dura 2 ore, hai capito? Questa è la logica. Comunque ottimo, non ci avevo mai pensato, di solito la usavo sai per i campeggi, per le aree camper, quelle cose lì, e invece è perfetto. A cosa serve questo? Ecco sì, questo serve a chi ha il riscaldamento a gas, soprattutto col bombolone, in quanto se si ritrova in certe zone, in certi posti, non ci sono distributori di GPL, o meglio sono molto rari, e quindi deve scaldarsi in qualche modo. Per non andare in campeggio, se è in continuo spostamento, che quindi i DC-DC, l'alternatore in poche parole, caricano le batterie, insomma questo problema non c'è.
ti riscaldi un attimo il tutto con mezz'oretta di stufetta alla grande. Contemporaneamente si è anche appena attivato da solo il riscaldamento solare, che sarebbe il sole che sbatte in i vetri e in le pareti. Ah, ma guarda che di giorno alla fine si sta anche bene, porco cane, qua in ufficio. È la sera che tacca a far freddo. Però io credo di avere 3 giri in bici da qua. Quindi 3 giornate, posso tenere tranquillamente il riscaldamento acceso. Se è vero che nell'isola di Skye, entrando all'isola di Skye, c'è il distributore che fa GPL. Aspetta, posso lavorare anche a Desbiego? Eh sì, chi lavora tutti a Desbiego, così ho più visuale fuori. Oh, che bello! Va bene, dai, insomma, a parte che era un martedì, che cos'è quello là? Quello non so, strano, bianco e nero. Aspetta un attimo che ingrandimo. Tanto ti te guardi lo seo, mi te conto. Se spari in camera non lo vedo. È là. Vedo riesce al centro. Esatto, ma che strano, come mai non lo vedo? Senti, comunque senti come senti come che tira il vento, guarda fuori che misteri. Ho fatto bene a restare qua dentro in ufficio, senti che roba. Vabbè che era un martedì, quindi comunque ne avevo qua da lavorare e ne ho ancora fin sera tardi, però voglio dire, in ogni caso no, non è certo una di quelle giornate andare via in bici, perlomeno per me, perché non credo che si capisse, no, forse non si capisse, ma è veramente una ventera che non hai idea. Che vabbè, in telecamera non si capisce mai la realtà, comunque c'è tanto vento. Che il meteo non diceva niente di sta robe. Diceva 14 km orari e me cuose a 14 km orari. Ecco, questa canga piova. Perfetto. Pensare qua fa spifferi, no? Però cavolo lo senti? Cioè no, non fa spifferi, ma lo senti spingere qua, va che robe assurde. Ma io poi mi do una gonfiatina in più alle sospensioni ad aria, no perché non si rabalta il camper, ma per averlo ancora più stabile, che così anche quando dormi o quando sei che lavori ti dondola un po' meno, insomma, ecco. No, vabbè, le ho viste tutte, cioè adesso qua che sto morendo dal freddo e vari nonni, cazzo, si vede o non si vede? No, sta merda di piova, stanno nuotando, sono dentro al lago. Guarda, perfino il can fuori che li spetta, che dice no, solo su mia mona, Dio caro, starla dentro in acqua. No, vabbè, ok, ha la muta, è vero, ha la muta, e il baretto di lana in testa, no, come fai ad andare col baretto di lana in testa? Che forti, cazzo. Questi ienoni, Dio caro, da battaglia. Ma io non so neanche più cosa fare, non so neanche se aver freddo i piedi o no, sai, perché mi sembra immotivato questo mio avere i piedi ghiacciati. E sti qua devo fare il bagno. Aspetta, perché capivo lavorare, ma adesso che ho spento, o vedemi un attimo il giardino, perché non sono mai andato io nel giardino della mia abitazione. Approfitto, ne vado oggi, che c'è questo tempo a dir poco scozzese, con l'aria ingiassata, senti che robe, Dio gatto, mamma mia. Tanto mi metto qua, aro l'isola dei cocai, traduzione I see the Seagulls Island, traduzione ammiro l'isola dei gabbiani, guarda che magari è in quadro anche, e penso ai nonni che hanno appena fatto il bagno qua, ma come cazzo si fa, fioi? Cioè, si senti che aria ultra gelida. Questo posticino dove c'è il pulmino te lo trovi nelle puntine, ossia nel sito lepuntine-del-mondo.it, vai utilità parcheggi tattici. Questa è la vista che hai quando catti il clima scozzese. Quando invece trovi il clima non scozzese, che è quello che abbiamo trovato gli altri giorni, lo vedi in tutt'altra maniera. Sì. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often
as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you.